Hello, hello world. So today, let's enjoy some some info about Aristoteles and Plato, the master and the disciple, the student. Okay, two of a million stones in the philosophy on our planet. So, listening Italian 10, Aristotele, rapporti e differenze con il suo maestro Platone. Aristotele, pur essendo discepolo di Platone, ha molte differenze con il maestro. Platone, in primo luogo, crede nella finalità politica della conoscenza, il momento politico educativo, mentre Aristotele crede nel sapere disinteressato, momento conoscitivo e scientifico. Platone guarda il mondo secondo un'ottica verticale e gerarchica, dividendola tra realtà vere e apparenti e tra conoscenze superiori e conoscenze inferiori. Invece Aristotele ha una visione più unitaria e orizzontale. Poiché tutte le realtà hanno pari dignità ontologica e tutte le scienze hanno pari dignità gnoseologica, però considera la metafisica come filosofia suprema. Un'altra differenza è la concezione di Dio. Per Aristotele intelligenza e intelligibile coincidono, sono il soggetto e uguale all'oggetto. Per Platone invece l'intelligenza è il demiurgo e l'intelligibile sono le idee. Nella filosofia ora ho aggiunto una nota perché la ritengo molto interessante. I think it's very interesting to have to stop for a while and recalling demiurge. Nella filosofia di Platone, il demiurgo, creator, è la causa prima del mondo, il cui carattere precipuo, the fundamental, primary, è l'intelligenza ordinatrice, the ordering entity, the mastermind of the intelligence, operante secondo un fine, operating in accordance with a scope, an objective, a goal. Può anche significare il demiurge, he have a various meaning, that's why I added this one to the lecture. It can even meaning demiurge in senso figurato, in a figurative sense, is in forza della propria personalità, proud, in himself, his personality, riesce a modellare gli eventi secondo il proprio volere, who is capable to shape the events as per his power, his thoughts, In the ancient Greece also, il demiurgo era il nome con cui venivano designati gli artigiani liberi, in contrapposizione agli schiavi. In the ancient Greece, the demiurge identified also all those free artisans in counterposition of the slaves. In molte religioni il demiurgo è il creatore
o l'ordinatore dell'universo. In many religions, the demiurge is the creator, the ordinator of the universe. Or we can find also as another meaning of demiurge, può essere anche una persona con eccezionali capacità creative che influisce profondamente sulla sua realtà. The demiurge is also that person with an exceptional creative creativity that profoundly influence his own reality. Okay, now following up to the lecture. In Platone vi è un sistema aperto e un filosofare problematico. About Plato, we find his thought is an open system, è un filosofare problematico and a questionable speculating philosophy as approach, considered as an approach. About that to be more precise and identifying better what means in philosophy this open system and this problematic philosophic thought, I recall a note from the immense philosopher Immanuel Kant, who was specifying that il concetto ipotetico che può a sua volta essere o soltanto problematico con possibilità o assertorio, realtà. So, assertoric concept of reality. Immanuel Kant was saying that the hypothetical, the open system of Plato can be an hypothetical concept that could be problematic just because give space away to a chance, to possibility, okay? Or the other side can be assertor, okay? Assertorio. Let's say that the assertoric concept of reality, okay? So without any chance to deviate from the unique and sole concept of the mere reality. Mentre in Aristotele il sistema filosofico è chiuso, while in the Aristotle philosophy thought the philosophic system is closed, let's say, cioè è un insieme fisso di verità, is a set of dogmatic principle connesse tra loro, self-related, ok? Platone fa uso di miti, myth, legends. In Platon's disserting we find the myth or legends, while in Aristotle concepisce la filosofia solo razionalmente, while Aristotle concept regards justice based only on the rational philosophy. Focus his philosophy only on rational concepts. And I really love how we end up this
this short paragraph, this comparison between the master Plato and disciple, the student Aristoteles. And it says so. Il maestro è appassionato di matematica e non di scienze naturali, mentre il discepolo prova il contrario. That is amazing because master is interested, is passionate in mathematics and not in natural sciences. On the other side, his disciple Aristotle is always in search of truth for the latter, for the science, okay, for the natural science. It's interesting, and he says it all, how a genius mind, mastermind like Aristoteles, even it was a diligent student, scholar in the school of Plato, but still growing up, he found his own reasons of the life. Okay, and so we can find here how, with notwithstanding a great respect in his master, teacher, and he still proceed, he still carry on his own theory and his own vision of the life, of the universe, of the philosophy, of everything. All right, guys, I put a link from where I found this for your reference, okay? Now, let's go back to the beginning where I didn't translate. Allora, Aristotele pur essendo, despite being discepolo, disciple di Platone, of Plato, ha molte differenze. He grow in itself diverse thoughts and differ from Plato in many ways. Plato, in the first instance, above all, believe in political aims, intents. Okay, and this is called momento politico educativo e political momentum. Il momento educativo politico is referred to the Greek philosophy, to that ancient time, and that is very important in the philosophy. It's one of the millstones about philosophy. This educative knowledge momentums. Mentre Aristotele crede nel sapere disinteressato, in the selfless philanthropic knowledge, while Aristotle believes in a selfless philanthropic knowledge, open wisdom, open to the public, for helping the people in understanding the truth, okay? And here we find the definition of momento conoscitivo e scientifico, cognitive scientific momentum, dimension, we may say, to better clarify, Platon guarda il mondo secondo un'ottica verticale e gerarchica, ok? In a vertical and a hierarchical vision perspective. Allora, also here we found precisely in ancient philosophy the definition of vertical transcendence. Okay, so when we define ottica verticale, una visione verticale, we are talking in a philosophical ancient terms of vertical transcendence from the perspective of aesthetics and hierarchy. Okay, we are talking of Platon thought, point of view.
dividendola tra realtà vere e apparenti, discerning in between true, real and apparent realities, and furthermore in between conoscenze superiori e conoscenze inferiori, and further discerning so-called superior knowledge and inferior knowledge. Is a bit like the yin and yang, no, in Asian philosophy. Let's say the external universe and the internal universe. Okay, where the superior knowledge is something of more elevated. Okay, more elevated, more regarded regarding the cosmos, the deeper knowledge of the human being, and the inferior knowledge that is referred even more to the everyday life, more to the common actions of the society. Okay. That is in contrast, and this thought, this discerning, this different point of view of Plato is in contrast with Aristotle's pluralism and his refusal that being is generically one, let's say, could be God or a unique entity commanding the universe, but pushes his firm belief on an irreducible plurality of types of knowledge. Okay? Invece Aristotele, meanwhile, on the other side, Aristotele have a vision, a unitary and horizontal vision, perception. He's much more concentrated on what's happening around him. Okay, so that's why the definition of horizontal view, is expanded horizontally on art. Okay, so giving chance, opportunity to much more understanding of all the phenomena happening on art. Okay, and also opening the mind, the horizon of knowledge to the people, specifically for Aristotle. Okay. Poiché tutte le realtà, since all reality dimensions have equal ontological and existential dignity, and all signs have equal gnoseological epistemological principle. Let's say he considered the metaphysics like the supreme philosophy. Okay. Ontological is a definition of existential dignity. All those questioning philosophical thoughts regarding the existence, okay, the life, and all signs have the same equal gnoseological, epistemological principle. We are talking of the science is sided and of so many research experiments that and this experimental side of the science confirm the reality, okay, the truth of all those scientific aspects. So
at that age is quite distant and separate from the spiritual, okay, from the theology, okay, from the theology. That's why, okay, because he want the science want the confirmation from the experimentation that some event, some concept of life of the art is true, is real. But it's still interesting that at the same time Aristotle considered the metaphysics as the supreme philosophy. Metaphysics is something, especially at that time, that is still at a primordial study, research. What is the metaphysics? Still nowadays we have a different school of thoughts, defining about the metaphysics. That is fascinating me. That 1,000 years, 2000, we are talking of 2,500 years ago about, when talking about Plato and Aristotle. Is interesting. That is fascinating me. That at that time, 2000 plus, people have already this incredible culture capacity of diving in the deepest improbable questioning of ourselves, of life. Okay, guys, thank you very much. And okay, I read for another time in Italian, okay? Listen carefully, and so that you have this for dubbing my voice, practicing again, okay? Listening Italian 10, Aristotele, rapporti e differenze con il suo maestro Platone. Aristotele, pur essendo discepolo di Platone, ha molte differenze con il maestro. Platone, in primo luogo, crede nella finalità politica della conoscenza, momento politico educativo, mentre Aristotele crede nel sapere disinteressato, ossia il cosiddetto momento conoscitivo e scientifico. Platone guarda il mondo secondo un'ottica verticale e gerarchica, dividendola tra realtà vere e apparenti e tra conoscenze superiori e inferiori. Invece Aristotele ha una visione più unitaria e orizzontale. Poiché tutte le realtà hanno pari dignità ontologica e tutte le scienze hanno pari dignità gnoseologica, però considera la metafisica come filosofia suprema. Un'altra differenza fra i due di pensiero è la concezione di Dio. Per Aristotele intelligenza e intelligibile coincidono. L'intelligenza è il soggetto, l'intelligibile è l'oggetto. Per Platone invece l'intelligenza è il demiurgo e l'intelligibile sono le idee. Nella filosofia di Platone il demiurgo è la causa prima del mondo, il cui carattere precipuo è l'intelligenza ordinatrice, operante secondo un fine. In senso figurato, il demiurgo è chi, in forza della propria personalità, riesce a modellare gli eventi secondo il proprio volere. Nella filosofia di Platone il demiurgo è la causa prima del mondo. Nell'antica Grecia
il demiurgo era il nome anche con cui venivano designati gli artigiani liberi, in contrapposizione agli schiavi. Ancora un altro significato: in molte religioni il demiurgo è il creatore o l'ordinatore dell'universo. O ancora troviamo nell'etimologia della parola demiurgo che può essere anche una persona con eccezionali capacità creative che influisce profondamente sulla sua realtà. A concludere, in Platone vi è un sistema aperto e un filosofare problematico, dove, secondo la filosofia, questo è un concetto ipotetico che può però a sua volta essere o soltanto problematico, quindi con delle possibilità, o assertorio, perentorio della realtà, del concetto della realtà, senza dare adito a delle possibilità di pensieri fuorvianti, devianti. Mentre in Aristotele il sistema filosofico è chiuso, cioè un insieme fisso di verità, connesse tra loro. Platone fa uso di miti, mentre Aristotele concepisce la filosofia solo razionalmente. Per concludere, potremo dire che il maestro Platone è appassionato di matematica e non di scienze naturali, mentre il discepolo Aristotele prova il contrario. Ok guys, thank you very much. Don't forget, dub my voice, and be careful to the tone and especially the cadenza, following precisely the punctuation marks. All right? Thank you guys again. Ciao. See you next time. Bye.